Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su F1 2013, Montreal. Allora ragazzi, prima di cominciare devo fare un attimo un discorsetto perché certe cose non le ho proprio capite. Allora ho letto dei commenti, tantissimi commenti positivi, vi ringrazio su Formula 1, ma anche di commenti negativi. Allora, io sono il primo che, insomma, vanno benissimo i commenti negativi, però devono essere costruttivi, perché sinceramente ricevere offese gratuite così mi sembra una cosa un po' particolare sinceramente, perché non vedo perché offendere. Poi anche si possono anche usare parole magari non per forza dolci e meravigliose, però neanche mandare a fare in culo le persone così alla cazzo, mi sembra un po' esagerato, ecco. Però vabbè, insomma, siamo in una democrazia, quindi c'è libertà di parola fino a un certo punto, però insomma c'è libertà di parola. Quindi addirittura uno mi ha scritto che le bandiere non sono realistiche, che non ho messo le bandiere per le squalifiche, ragazzi, ma se vi ho detto che ci sono, tipo perché ora dire una cazzata su ste robe, prego, insomma non sono proprio un bambino di 5 anni, sinceramente non mi sembra sia molto normale raccontare balle su un gioco, anche perché ragazzi lo sapete, il mio obiettivo di YouTube è quello di giocare così, stare tranquillo, di passare delle ore con voi senza pensare ai veri problemi della vita, come il lavoro, morose, insomma problemi diciamo più seri. Quindi per favore stiamo tranquilli e stiamo buoni, perché sinceramente è brutto, dopo diventa un'atmosfera di tensione, sinceramente non mi piace. Si può criticare benissimo, sono il primo, in maniera costruttiva, se ve lo commenti affanculo com'era, se è una merda, se è uno stronzo, sinceramente non è proprio piacevolissimo, capito? Tutto qua. Comunque ho abbassato il livello di difficoltà e ho messo che la traiettoria ideale, vediamo di cambiare un po' le cose, perché ho giocato anche da solo, anche online con degli amici. È proprio duro ragazzi, secondo me chi commenta in maniera così negativa non ha provato il gioco, perché poi ci sono i pro gamer che anche a difficoltà leggenda vincono con la Caterham, sono fenomeni, li stimo tantissimo, però io gioco in maniera tranquilla, senza pretese di niente, e non ce la faccio, veramente è durissimo, e non lo so che cazzo hanno fatto quest'anno, veramente un giocone però complicato. Boh ragazzi, per questa piccola premessa andiamo alla gara. Io prometto di fare qualcosa di più positivo, di non tagliare la strada agli avversari, perché comunque questo non è carino e lo riconosco anch'io che ho fatto delle gare di merda, perché sono il primo a dire a il Comandone ha fatto cagare, però insomma si può criticare tranquillamente, ma senza andare poi nelle offese gratuite, perché secondo me non una cosa carina, ecco. Comunque ragazzi, 12° posto a Montreal con un livello più basso perché diluviava, quindi insomma non siamo riusciti a fare un grandissimo tempo, però vabbè, 12° posto, comunque siamo in linea con i tempi scorsi, e niente ragazzi, adesso andiamo in gara, diluvia anche in gara, c'è prevista l'84% pioggia battente, speriamo di fare almeno qualche punto, dai. Un risultato del genere, cerca di recuperare posizioni in gara. Vai ragazzi, andiamo in primo di Montreal, prima volta con la pioggia, andiamo. Cerchiamo di fare una buona prestazione, corretta, precisa, senza rompere i coglioni agli avversari. Vai Comandone. Mamma, la bagarre iniziale con la pioggia è sempre pericolosissima. Ok, 11° posto. Occhio Comandone. Ok, 10° posto. Andiamo ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, è dura. Vai. Adesso doveva piovere così forte, cazzo. Gomme intermedie. 11° posto. Vai, meglio superare Hülkenberg. Niente da fare, Hülkenberg riprende la posizione. L'obiettivo della scuderia è il 10° posto. Cerchiamo di avere almeno decimi. Non sono previste soste ai box. Ho ritardato la staccata, mamma mia. Ok, decimi. Dai ragazzi, adesso c'è già Pippo Massa. Speriamo di non finire già la nostra gara adesso. Cerchiamo di tirare un po'. Pippo Massa al 9° posto. Vai Comandone.
Mettiamole con la traiettoria ideale, abbiamo più possibilità di non cappellare. Vai Kume. Devo cercare di stare in scia degli... modalità carburante 2 nei prossimi giri. Ok, vecchio mio. Dai. Proprio Massa è duro da superare. Vediamo se con la pioggia anche la CPU è un po' più umana. Vai. Niente da fare, chiude la porta, Massa. Massa ha chiuso la porta. Ok. Carburante normale, se no qua non arriviamo alla fine. Dai che siamo ancora in scia di Pippo Massa. Siamo ancora in scia di Pippa Massa. Dai ragazzi, proviamoci. Dai che siamo tutti là. Comunque ragazzi, ho portato la Ferrari in altre modalità. Non mi piace tanto come macchina, preferisco la Mercedes o la Red Bull sinceramente. Anche qua il gioco è perfetto con le macchine che rispecchiano veramente i veri valori. La Ferrari è inguidabile secondo me, ma chiaramente è un mio parere. Vai Kume, non dobbiamo avere fretta. Vai Kume, sfruttiamo questa curva che l'abbiamo presa bene. Vai il duello con Pippo. Bravo Kumendone, no. Mamma mia. E Massa riprende la posizione. Cerchiamo di non tamponare nessuno. Intanto nessun ritiro per il momento. Massa è un duro avversario, almeno nel gioco. Sgommatona veneziana. Vai Fioi. Almeno siamo più tranquilli dietro. Vediamo come sono le gomme teoricamente. Ok, perfetto. Non sono previste solo 6 box teoricamente. Possiamo superare Massa, che la Force India ragazzi è veramente lenta rispetto alle altre macchine. Io consiglio di provarlo bene questo gioco, le differenze con F1 2012 sono incredibili. Ma sfruttiamo sta curva che sotto la prendiamo non malissimo. E che possiamo superare Pippo. Vai Kume. Mamma mia, questo è un bel sorpasso. Gran sorpasso veneziano. Grandissimo sorpasso del veneziano. E andiamo. Sicuramente il ritmo a gara esce migliore con questo livello. Dai che c'è il Grosjean. Cerca di sorpassarlo. Mica provo, vecchio mio, Chiaramente questa è anche una gara favorevole perché mi piace Montreal. Il radar indica che dovrebbe smettere di piovere nei prossimi 15 minuti. Nei prossimi 15 minuti può smettere di piovere, ragazzi. Il pilota che ti precede è più lento di te nel settore 2. Molto bene. Ecco la traiettoria ideale, però si va meglio, Adesso piano piano cerchiamo di migliorare la guida e vediamo di ritornare insomma al nostro livello solito. Però comunque c'è veramente secondo me neanche al primo livello non riesco a vincere, Cioè ho questa sensazione sinceramente. Mamma mia. Però qua insomma sta piovendo, quindi con l'acqua e il gondolaro sicuramente deve guidare meglio, ok. Dai che il Grosjean, Batto sta un po' rallentando Grosjean. Dai come non cerchiamo di fare un altro sorpasso pulito come quello su Pippo Massa. Mamma mia, quella pioggia è veramente difficile ragazzi. Però la traiettoria ideale sicuramente aiuta. Io non la sopporto, mi sono sulle balle, però sono costretto. Anche perché ho ricevuto anche tanti consigli positivi per fortuna e tanti mi hanno detto metti la traiettoria come Endone. E allora proviamo questa traiettoria.
Dai, Comendone, possiamo recuperare forse qualche altra posizione. Ma Batto secondo me sta rallentando un po' Grosjean. Adesso vediamo se fra 15 minuti smette di piovere. Ci sono anche possibilità di vedere forse magari le gomme diverse da quelle bagnate, da quelle intermedie anzi. Bravo Come, dai. Mamma mia, qua rischiate di andare veramente a sbattere sul muro dei campioni, mamma mia. La telemetria indica che la vettura davanti a te è in modalità risparmio carburante. Ok. I suoi tempi sul giro potrebbero risentirne. Speriamo. Dai, nono posto, va già bene, ma possiamo migliorare ancora. Possiamo migliorare ancora. No, qua l'ho sbagliata in pieno. Questa l'ho sbagliata in pieno. Mamma mia, bruttissima curva del venezianone. Dai che lo superiamo, Grosjean. Vai, Come. Pippo Massa è tornato vicino, purtroppo ha fatto degli errori. In sotto gioco li paghi subito gli errori. Non vorrei mai avere le gomme con problemi, ma non mi sembra, onestamente. Le gomme sono ancora in buone condizioni, però Grosjean se n'è un po' andato, ragazzi. Vai, Come. Possiamo recuperare tranquillamente sul francese, ma dobbiamo crederci. Vai, crediamoci. Vai di Kers. Ok, dai, questa curva la prendiamo sempre abbastanza bene. Però con la pioggia è veramente dura, anche se è una gara favorevole. Tra la macchina che non è competitiva, tra il Comendone che vaneggia, tra la pioggia battente, l'è veramente dura. Ancora nono posto, intanto nessun ritiro qui a Montreal. Le gomme sono in temperatura, continua a guidare così. Mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Hulkenberg è tornato vicino. Ci sono dei detriti sui pneumatici, aspetta che si stacchino e cerca di restare sulla traiettoria ideale. Mica provo, Vecchio, mica provo. E qualcuno mi ha scritto anche dei zigzag. Dietro di te ha un serio problema all'ala anteriore. Il suo profilo aerodinamico è compromesso. Cerca di sfruttare la situazione. Qualcuno mi ha detto del discorso dello zigzag nei rettilini. Allora è vero che tante volte ho provato a tagliare gli avversari, lo riconosco, in maniera abbastanza schifosa. Però tante volte è difficile stare dritti anche in rettilineo. Cioè, vi ve lo giuro, fioi. In rettilineo a volte è difficile andare dritti. Cioè. Ok, Massa è andato in box. Il pilota davanti a te sta girando su tempi di poco superiori all'1,23. Prova a raggiungerlo. Mamma mia. Le previsioni attuali dicono che smetterà di piovere fra 10 minuti. Fra 10 minuti smette di piovere. 10 minuti. E la pista non è super bagnata. Chissà, magari dobbiamo andare con le gomme diverse. Sarebbe bello, cazzo. Sarebbe molto bello. Tanto aveva un buon vantaggio su Hulkenberg. Però il Grosjean se ne sta andando, ragazzi. E il Grosjean se ne sta andando. Il distacco da Grosjean è di soli 5 secondi, puoi farcela. Insomma, solo 5 secondi non sono proprio pochissimi, sinceramente. Però dai, almeno adesso sono più tranquillo, non devo lottare, fare tappo insomma agli avversari, già questa è una cosa positiva. Perché sennò veramente
Il pilota davanti a te sta girando su tempi di poco superiori all'1,23. Prova a raggiungerlo. Abbiamo recuperato qualcosa dal Grosjean, ma non basta ragazzi, dobbiamo guidare ancora più forte. Questa Force India è veramente dura. Non vedo l'ora di cambiare scuderia sinceramente, sono sincero. La Mercedes mi ispira tanto, che mi piace. La Mercedes ne molto volentieri. Tanto nessun ritiro, sempre 22 macchine. Qua fra 5 minuti secondo me smette di piovere, questa è la mia sensazione. Il distacco da Grosjean è di soli 5 secondi. Niente, ho riperso quello che avevo guadagnato, niente da fare. Le gomme non sono messe proprio in maniera meravigliosa. Però non ho posto, sono in obiettivo scuderia, sinceramente mi va più che bene. Ok, siamo a metà gara ragazzi, siamo a metà gara. Vado bene nel terzo settore, perdo un po' nel primo probabilmente. Nel primo settore perdi, infatti ho riguadagnato qualcosa sul Grosjean. O nel primo o nel secondo perdo, sicuramente non nel terzo. Vedi, almeno siamo tranquillissimi dietro. La macchina anche davanti, 4 secondi e 3 ho guadagnato ancora, Però siamo comunque lontani dal francesino. Siamo comunque lontani dal francesino. Sembra che la vettura che ti precede abbia impostato il motore sulla potenza standard. Ok, come noi. No, perdo nel secondo ragazzi, perdo tantissimo nel secondo settore. Ok, quindi il problema è il settore 2. Comunque sono un po' pentito di essere andato alla Force India, sinceramente. Forse era meglio andare alla Sauber o alla Williams, vabbè. Sì, perdo tutto nel secondo settore, è quello che rompe i coglioni. È proprio quello settore di merda. Camignotta. Frena vecchio mio, ok. Il distacco da Grosjean è di soli 5 secondi, puoi farcela. E ce la posso sempre fare, però alla fine recupero nel primo, recupero nel terzo, ma perdo tutto nel secondo. No, fa culo, no? Oh, un ritiro, ragazzi, non può essere colpa mia, no? Lo voglio precisare perché... Il pilota che ci precede è più lento di te nel primo settore, cerca di approfittarne. Perché ormai ho l'angoscia, ragazzi. Non è colpa mia, comunque primo ritiro. Sembra che fra poco le condizioni meteo miglioreranno. Ok. Smetterà di piovere fra 5 minuti. Ok, ho sbagliato di 7-8, di 3-4 minuti, ho sbagliato. Non è davanti a noi il ritiro purtroppo, peccato, speravo io. 20, 22, beh, siamo sull'1,22,7. Tanto è in prima posizione Alfonso. Bravo Alfi. Forse stiamo recuperando qualcosina sul Grosjean, Abbiamo un distacco di 4 secondi sul pilota che ci precede. Ecco, perché quando comincio a recuperare poi sbaglio, Dio senten. Ok, le gomme sono messe molto di merda. Non posso consumarle con la pioggia, però. Con la pioggia non le posso consumare, mignottona ladra.
secondo settore è proprio una roba incredibile. Perdiamo tutto qua. Va bene. Vogliamo altri ritiri. Vogliamo altri ritiri. Ma perché non si ritira il bibitaro, fioi? Il bibitaro fetterocchio! Mamma mia! Il pilota davanti a te sta girando su tempi di poco superiori all'1,23. Prova a raggiungerlo. Mica provo, ti sa, vecchio, ma non è semplice. Non è semplice. Cagata come indiana. La vettura davanti ha un distacco di 4 secondi. Ecco qua, ecco, come sempre. Poi comincia il secondo settore di merda e vado a sbagliare. Credo che senza pioggia sono sicuro che le prestazioni erano migliori, però, ne sono certo di questo. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza, sta cercando di raggiungerti. Grande Grosjean. No, cioè, scusate, grande Hülkenberg. Addirittura va da 6 secondi, ho perso tantissimo nel secondo settore stavolta. Oh, la pioggia se ne sta andando, Però non so se c'è il tempo per cambiare le gomme. Non lo so sinceramente. Vediamo. Per questo è più bello fare il 50%, addirittura il 100%, perché le gare sono ancora più avvincenti. Oddio, le gomme mi stanno abbandonando forse. Le gomme posteriori non le vedo molto bene, Attenzione. Se vado ai box è finita, Non devo andare ai box assolutamente. Il distacco da Grosjean è di soli 5 secondi, poi passa. Mamma mia che rischio. Mamma mia che rischio, ragazzi. Le gomme posteriori sono messe malissimo. Gomme e freni hanno raggiunto la temperatura ideale. Sì, ma anche l'usura ideale però, Goldo. Sarà dura terminare la gara, è molto molto difficile. Porca puttana. Cazzo, non posso perdere il nono posto, assolutamente. La pioggia se n'è andata intanto. La pioggia se n'è andata. Giro record di Gigione. Giro record di Gigione. Cerchiamo di gestire ste gomme, porca puttana. Le dobbiamo gestire. Mamma mia, le posteriori sono messe malissimo. La Force India consuma tanto le gomme. Ho provato con la Mercedes, mamma mia, sono riuscito a fare addirittura 4 giri in più rispetto alla previsione. Con la Force India invece lei è un disastro. Basta, mamma mia, le gomme posteriori non ci sono più, Le gomme posteriori non ci sono più. Adesso rischiamo tanto su Nicolino Hülkenberg. Adesso sono cazzi nostri. Ci avete rotto il cazzo. Vabbè, se ci sorpassa, pazienza. La pioggia comunque se n'è andata completamente. E adesso vediamo le gomme. A sto punto spero che in una sosta di box da parte di tutti. Questa è la mia speranza. Le gomme posteriori sono proprio finite, mancano ancora tanti giri purtroppo. Devo fare un'impresa per rimanere al nono posto, Guarda come ho aumentato il tempo sul giro, fioi. Mamma mia. Pazzesco. Ultimi 2 giri veramente adesso pesantissimi.
duro, come non tieni duro. Mamma mia. Ho visto il muretto a 1 millimetro. È quasi impossibile tenere la posizione su Hülkenberg. E sta arrivando anche un'altra macchina forse. Porca Eva. Porca miseria. Hülkenberg è veramente vicino. Nicolino Hülkenberg è vicinissimo al tedescone. Difendiamoci adesso, ragazzi. Difendiamoci questi ultimi 3 giri, 2 giri. Ormai il Glory se n'è andato a peccato, perché comunque abbiamo fatto un passo gara molto migliore rispetto alle ultime gare. Due giri alla fine, ragazzi. 2 giri alla fine. E le gomme non ci sono più. Le gomme non ci sono veramente più. Le gomme sono finite, ragazzi. Anche nel box Force India veramente tutti col fiato sospeso per questi ultimi 2 giri di gara. 2 giri alla fine. Vediamo se riusciamo ad arrivare al 9° posto e portare a casa 2 punti importantissimi per la Force India. Una macchina sicuramente non ai livelli di Lotus, McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. E se la giochiamo con la Sauber, ma forse la Sauber ha qualcosina in più. Mamma mia, ragazzi, è impossibile da tenere sta merdaccia di macchina. Dai. Le gomme posteriori no. Mamma mia, non esistono più. Siamo su 2 gomme, ragazzi. Siamo in moto praticamente. Le anteriori vanno anche bene, ma le posteriori. Final lap, ragazzi. Final lap. Intanto in testa alla corsa c'è Gigione. Intanto Button è stato superato dal Grosjean. Non scoppio a tenere sta cazzo di macchina in pista. Dai, un giro, come un giro. Un giro solo, un fottutissimo giro. Questa è già una gara più tranquilla, più pulita, sono contento di questo. Ok, se mi vuole superare non sto cambiando traiettoria, ragazzi. E Hülkenberg mi supera. Nicolino mi ha superato, ragazzi. L'ho praticamente lasciato passare perché sennò era sicuramente contatto col comandone. Ormai va a vincere Gigione Hamilton. 10° posto, un punto, perso all'ultimo giro una posizione, peccato. Ma le gomme sono proprio finite, quelle posteriori, non esistono più. Negli ultimi 4 giri proprio non sono più riuscito a tenere un ritmo gara decente. 10° posto, ma va bene così, sono soddisfatto, siamo in obiettivo scuderia, un punto guadagnato, va bene. Ok. Buon ragazzi, abbiamo fatto una gara sicuramente pulita, senza problemi, abbiamo tenuto un buon ritmo gara, abbiamo superato delle macchine, siamo stati vicini a Grosjean per un bel po', ragazzi, più di così non lo so, sinceramente. C'è... 10ª posizione, bella gara! Vediamo chi si è ritirato. Pastorino Maldonado, il Maldo, ok. Hai conquistato 9° posto. la 9ª posizione nel campionato. Siamo davanti a Massa e Grosjean, molto bene, molto bene, molto bene. Molto molto bene. Adesso vediamo un po' le notizie. Qua sono contenti. Veneziano precede proprio compagno di squadra. Ok. Ha vinto Gigione Hamilton. Perfetto. Okay. Livello 4, meno male. Non è ancora, che palle. Allora, email.
sviluppo aggressivo. Per Silverstone è previsto nuvoloso, quindi non si sa, teoricamente prove libere, pioggia, poi nuvoloso. Dati di gara, siamo in vantaggio su Di Festa, perfetto. Vediamo le classifiche. Allora, piloti nono posto, costruttori siamo sempre sesti, però molto in svantaggio rispetto alla Lotus, quindi l'obiettivo è il sesto posto. Buono raga, dai, adesso io spero di, insomma, le critiche vanno benissimo, però sempre in maniera un attimino costruttiva, o quantomeno senza offendere in maniera pesante. E niente, aspetto comunque consigli per migliorare ancora. Ragazzi, sto F1 è bellissimo, però rispetto al 2012 ho delle difficoltà incredibili, cioè basta vedere anche i video del 2012 per capire che insomma sono sì una pippa, ma magari un attimino di meno. Questo gioco qua è cambiato veramente, veramente tanto. Raga, un saluto del commento. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.